Buonasera a tutti, BCTV. Ok, palle. Buonasera a tutti, BCTV, disturba sempre questo di questo con center. Oggi abbiamo una edizione ridotta a casa al deck e questa intervista qui su Sinnico, che avete una riscossa da saida su di questa emergenza meteo che veste, per fortuna poco non va nulla di particolare, quindi andiamo all'estero, e cosa si presenta di voi, coculato, quindi una neoleda lepia lepia che sta bassanne e poi esproenne. Ecco, vediamo su tenere sul Saravallo, il Saravallo deve andare a tabba troppo la pototusadie, 80%, 90%, comunque insomma non marca qualche cosa di eccezionale, non basta raio elettrono spintato e quindi deve essere abba tropposa, 8-9 gradi temperatura massima, 8 gradi temperatura minima. Crasa, abba tropposa ma de manco de oie, a 70 procentu, non 90 come te a oie, comunque se 90 non lo marcata come a custora verso Saldecche e poi su 90 non lo marcata da Salduas a Vinas a Sassese e poi a Sassette già 80 bassa da 80 procentu. Grasa, quindi abbassiamola su 70 procentu, belle che in tutto usadie, 8 gradi al massimo, 6 gradi al minimo. Posti crasa invece torna belle che è normale, insomma, su 40% e poi dopo addirittura spalazzata da essa mezzodì in poi. Bene, quindi abbiamo intervista da Capaco Kim Peppe Ciccolini, intanto posso informare su passalte de salde liberas, a questa dessa SL e Nugoro, che narrata tutte le prestazioni specialistiche dei 4 distretti sociosanitari di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono sono sospese. Sarà cura dei direttori dei distretti di programmare tutte le visite già prenotate per le giornate di lunedì 19 e martedì 20. I dipendenti non addetti ai servizi sanitari dei distretti e dei servizi amministrativi e della direzione generale potranno operare attraverso l'istituto per lavoro agile, e cioè praticamente potendo stare pure in domicilio. È escluso da tale disposizione il personale operante nei servizi ospedalieri dei presidi San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro e San Camillo di Sorgono, che devono assicurare la presenza. Ordinanza del suo comune, il sindaco ordina la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per le giornate 19-20 gennaio 2026, per le giornate del 19 e 20 gennaio e negli orari di avviso di criticità. Il divieto di sosta sulla via Cavallotti, sulla via Gramsci, il divieto di sosta sulla via Brigata Sassari, all'incrocio con la piazza Sproni, sino a piazza San Giovanni, e cioè a piazza Coconeggio. Il divieto di sosta nella via Brescia, piazza Giovanni Falcone, cioè detta Nata Gallo Piazza Nera, e via Carol Voitila, che è stesa che sta in cui a fianco. Il divieto di sosta su via Salvemini e piazza Doneggio. La chiusura della strada provinciale senza numero dall'incrocio con la circonvallazione sud fino alla rotonda località Gheletoma. La chiusura della strada comunale denominata Cucureddu Culucchili. Poi Galu, allora un attimino che andiamo con una parte sa delibera, eccola qua. La chiusura con divieto di transito della bretella di collegamento tra le vie Brigata Sassari e via degli Artigiani, praticamente in basso, la ricordate sulle ginette stata medita su piatto. La chiusura della bretella di collegamento tra via Mazzini e via Aldo Moro, Pinocchio. La chiusura con divieto di transito del Guado sul Rio Mannu in località Guore. La chiusura con divieto di transito dell'attraversamento sul Rio Mannu in località Pischina e Seliche. La chiusura con divieto di transito
dell'attraversamento su Rio Manno in località Prunedia, la chiusura del sito archeologico romanzese, alla locale sezione delle protezioni civili, alla compagnia barracellare di attivarsi per la chiusura delle strade che ed attraversamenti summenzionati. Raccomanda alla popolazione evitare di occupare i piani terra ed interrati delle abitazioni se non assolutamente necessario, evitare gli spostamenti non necessari e limitarli a quelli strettamente essenziali. Demanda alle forze di polizia il controllo sul rispetto della presente ordinanza. Avvertenze: il presente provvedimento deve intendersi immediatamente eseguibile ai sensi di legge. L'inosservanza del presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, la norma dell'articolo 3, eccetera, eccetera. Dispone l'attivazione del centro operativo comunale del SUCOC in forma ridotta per il continuo monitoraggio dell'evolversi della situazione meteorologica. Con la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata attraverso la fissione all'albo pretorio e che sia trasmessa per l'espletamento degli atti che ne conseguono a tutti i soggetti sotto elencati. Però a me non me l'hanno mandata, quindi me la potete buscare, vabbè, che TV non è importante. Va bene, andiamo da innanzi, si è terminato in ocche. Amo invece notizia buona, da come finalmente è arrivato il momento di preparare le canzoni che volete cantare al festival parrocchiale dei ragazzi. Scrivetevi su Instagram, Facebook e VA o chiamateci al 346 60 doichi 307. Vi aspettiamo grandi e piccini e sapello a Chimuso su festival parrocchiale dei ragazzi. Si scadenzia este su 20 chimbe de questo mese. Iscrivete, poi lo preparate al dopo lo spizzino, però come iscrivetelo, ma raccomandate abbonare in modo tale che il mensus, insomma, no, bisogna un tambolo che accompagna lo spizzino e deve iscrivere canzone scantana. Poi amuso a Terranova, appunto, che però già iscritte, le marcia per la pace adesso spizzinedo sta organizzata l'associazione cattolica italiana diocesi di Nuoro, ma chiaramente non tutto cramato su spizzinedo che querano manifestare pro Sapache. Arrivano da Aterue a San Nove Mesa, a Piazza a niente, da cui poi lo accompagnano a Piazza del Mercato e a Sasunni che tutto canto spari parti in sa marcia e colano in soccorso in Piazza Sproni e poi in via Brigata Sassari, via Dante, a Sumeraculi, non a San Mesodia, a San Mesodia, veste la missa e poi a Sauna giù pranzo e a due e mezza attività e preghiera finale. Diciamo, colamos a Sport, colamos e amuso il Sopramonte cade in casa, grande partita del Sabitese, Sopramonte cede in casa, cade in casa e cede in casa, interrompendo la striscia positiva di 16 partite, una gara che valeva tanto per il Sopramonte che non può e soprattutto non vuole rimanere indietro nella corsa al titolo. Approccio molto positivo dei ragazzi del Mister Khan che si portano in vantaggio con Cadau al 29esimo, il quale subito dopo firma la sua doppietta personale, portando il Sopramonte avanti 2-0 alla fine del primo tempo. Poi accade l'inaspettato, la Bittese parte alla carica, in 3 minuti accorcia e pareggia il match con Manca e Meloni, sempre Meloni all'87esimo segna la doppietta che vale la vittoria in rimonta della Bitese. Il Sopramonte subisce sicuramente un colpo basso, ma questo non abbatte il morale della squadra che ha il girone di ritorno a disposizione. Ora il Sopramonte si trova secondo a -1 dal Macomer, chiaramente il giornalista este di parte, quindi
non entriamo in merito e diamo essa classifica, Vitesse 21 punti, ma pure l'Ulese ha vinto Kimbe a 0 che sa San Perese che sta 22 punti, quindi non è l'ultima arrivata e quindi come amo Vitesse e l'Ulese appaiata uno bello giuvo che speriamo stile su carro gallo proso a in arto. Andiamo gara da innanzi e diamo un pacco la zona elevata criticità e che siente Campidano Flumendosa Gallura noi che siamo in questa zona battolo che è classificata Gallura insomma siamo abituati a non classificare eccolo qua, è tornata la connessione e va bene, andiamo da innanzi bisogna l'articolo del suo giornale in merito, un'altra scuola e mercati, parchi, l'isola chiude per burrasca. Sono decine le ordinanze firmate dai sindaci sardi, attesa per i nuovi bollettini della protezione civile, come la Bessina, come il bollettino nuovo, intanto bisogna le raccomandazioni della protezione civile, evitare spostamenti non strettamente necessari, non sostare su spiagge, moli e pontili, evitare sottopassi e ponti, prestare attenzione su viadotti all'uscita delle gallerie, moderare la velocità in auto, specie con mezzi grandi o telonati, mettere in sicurezza animali e oggetti mobili, gazebo, vasi, eccetera, eccetera, non scendere in cantine o garage per mettere al sicuro i beni, non uscire assolutamente per mettere al sicuro l'automobile, evitare l'ascensore. Ordinanze dei comuni, chiusura delle scuole e degli asili nido, chiusura dell'università a Cagliari, chiusura di mercati, parchi, cimiteri, impianti sportivi, lavoro a casa, degli uffici pubblici ove possibile. Mi pare strano che non vi sia questa chiusura adesso, la tancatura adesso Camposanto, chi mette al Vidas appunto lo Camposanto lo hanno stancato in questo caso, non ho mai compreso per quale motivo lo stancano, ma appunto chi Mamoiada, il Tennisco, Orgoso, le cose hanno stancato tutto lo Camposanto, vabbè. In bici, tancature su Camposanto, non beste che in questo terminiamo, novella de oggi, come a Saldec, beste intervista su Sinnico, quindi devo correre e mazza da comprendere si tanco impresse. Ecco qua, poniamo la sigla di tancatura per la musica da manca, tancamo, esiste novella de oggi. Bene, a me non vedere, buona a tutti, questi TV, speriamo a tutti tanti in buono.